Ciao tifoso azzurri, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia. Spalletti. Solo incompetenti parlano di buon sorteggio. Il Milan è favorito. Luciano Spalletti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha commentato il sorteggio Champions che ha abbinato il suo Napoli al Milan di Pioli ai quarti di finale. Contro l'Eintracht Francoforte è stato complicatissimo. Quando tutti dicono che hai già passato il turno, ti creano una situazione di svantaggio psicologico. Hanno fatto così con noi contro i tedeschi, ma non è stato per nulla facile. Poi dopo la felicità è stata tanta, tutto quello che è venuto è stato ben accetto. Ce la siamo giocata con una certa libertà mentale. La felicità è storica, ma in queste competizioni dura fino al prossimo turno. Una città come Napoli, un pubblico come il nostro, ne merita molta di più, non solo come quella nell'ultima partita. Il Milan ai quarti di Champions League. Avrei preferito non incontrare le italiane. Ho già sentito qualche voce in giro e solo gli incompetenti di calcio parlano di buon sorteggio. Perché la Champions League è di casa al Milan, ha vinto la competizione 7 volte, seconda solo al Real Madrid. Basti pensare che il loro direttore, Paolo Maldini, da solo ne ha vinte 5. Nei giorni scorsi ho letto che il PSG ed altre squadre come il City fanno fatica ad arrivare in fondo perché non hanno esperienza internazionale. Se è vero quello che scrivete, allora dobbiamo dire che il Milan è favorito in Champions League. Ha buttato fuori il Tottenham, non una squadra qualsiasi. Rimaniamo obiettivi. Ma quale parte facile del girone? Chi lo dice? Il Benfica? Il Milan o l'Inter non la pensano allo stesso modo. Anche loro potrebbero fare lo stesso ragionamento e dalla loro parte c'è la convinzione di essere favoriti in questi quarti. Bisogna essere equilibrati, non si fanno risultati a parole. 3 volte con il Milan in pochi giorni. Ci conosciamo già bene. Ci conoscono loro. Li conosciamo noi. Li vedo molto in salute. Hanno ritrovato un nuovo assetto con la competenza del loro allenatore. Hanno passato il momento che passano tutti. In queste 3 partite contro un grandissimo avversario, vincerà chi sarà più bravo durante la partita. Loro sono un avversario importantissimo da tutte le parti si voglia valutare. Tifoso azzurro, cosa ne pensi delle dichiarazioni di Luciano Spalletti e secondo te hai un favorito per la partita? Commentate e iscrivetevi al canale. Presto vi aggiornerò con le novità dal Napoli. Forza Napoli sempre!